io ti spacco tutto, è andato verso la mia console, ha lanciato all'aria la console, io nel tentativo di prendere la console lo mando via, insomma, e mi prendo dei pugni in faccia, una raffica di pugni, dopo non mi ricordo più di tanto, mi sono trovato 10 metri dietro in un'aiuola. Dopo chiaramente sono tutti intervenuti i baristi del locale, clienti, per dividerci, insomma, per soccorrermi, sangue dappertutto. Violenta aggressione sabato sera in un locale ad Abano Terme. Flavio La Cagnina, in arte Fluffy DJ, è stato prima insultato, poi picchiato da un sessantenne del posto. La sua colpa non aver abbassato il volume della musica. Ho trovato questo locale ad Abano il sabato sera dalle 9:30 alle 23:30, dalle 10 a mezzanotte, gli orari cambiano a seconda della stagionalità, che 2 ore mi esprimo la mia passione, faccio quello che faccio, sono tranquillissimo, mai avrei pensato lì e mai avrei pensato che quella persona si comportasse così. La corsa in ospedale con il naso rotto e danni all'orecchio, già operato in precedenza. La prognosi di 30 giorni da referto del pronto soccorso. C'è stata la frattura del setto nasale perché non ho neanche potuto difendermi, diciamo, quindi l'ho preso proprio in pieno volto l'aggressione. E la cosa che mi preoccupa, sono un po' preoccupato perché c'è un calo dell'udito all'orecchio destro dove ero già stato operato, una protesi interna per un problema di salute che speravo di aver risolto, invece a quanto pare forse si è dislocata. Danni fisici e materiali perché la furia dell'aggressore si è abbattuta anche contro la strumentazione da DJ, un danno da quasi 1.000 euro. L'invito che fa Flavio è di essere più tolleranti con chi vuole solo passare qualche ora di svago. Stiamo diventando un paese triste, signori, non c'è tolleranza. Sono appena uscito dall'ospedale e in pronto soccorso, nella sala d'attesa, gente che si lamenta perché a me chiamano al telefono, le persone preoccupate mi dicono come stare, rispondo. Intolleranza per tutto, sei maleducato, non devi rispondere al telefono quando tutti parlano, tutti urlano. Ho chiesto scusa, non mi interessano le tue scuse, sono maleducato. Gente vuole passare avanti, ma dove è finita la tolleranza?